Amici tutto Udinese, ultimo giorno di mercato, alle 22 scocca il gong, siamo all'Hotel Sheraton di Milano, caccia di notizie. Non è ancora arrivato il direttore Marino, lo stiamo aspettando, l'Udinese sicuramente farà qualcosa. Cosa ti aspetti Andrea? Cosa serve questa Io direi una punta, perché come dicevi tu forse Teodosic sarà in partenza e a questo punto spero anche un laterale sinistro. Perché... Sì, diamo le ultime notizie di giornata. Allora, l'Udinese deve chiudere con un laterale sinistro, potrebbe essere Di Marco dall'Inter, anche se l'Inter non ha proprio molta voglia di darlo. Su De Paul l'Udinese non cederà sicuramente, anche perché non ci sono i tempi tecnici per una trattativa, quindi Roma, Milan, chi lo voleva un po' ci deve rinunciare. Non c'è tempo neanche per fare lasagna al Napoli, che ci avevano chiesto, quindi siamo abbastanza salvi da questo lato. Sei tranquillo. Siamo tranquilli, l'Udinese potrebbe però prendere un attaccante, tanti nomi, Gonzalez dello Strada, l'ultimo nell'ordine di tempo, costa 10 milioni, Andrea può essere il colpo giusto, tu non lo conosci. Non lo conosco, però se costa una cifra così potrebbe essere buono, ma poi bisogna vedere sempre cosa dimostra. Però... Se dovesse arrivare un attaccante, serve, l'abbiamo visto ieri, via Teodorci, che potrebbe andare in prestito all'estero, e ieri non ha convinto pienamente. Potrebbe essere una soluzione. Comunque vi teniamo aggiornati nel corso della giornata, attendiamo Pierpaolo Marino il suo arrivo. Certo, ciao a tutti.